Buongiorno, oggi è lunedì. Oggi è lunedì, ieri è stata una giornata molto nervosa perché c'era tanto vento. E oggi non lo so, si vedrà durante la giornata. Comunque, oggi mi mangio le crepe, non tutte, e le ho fatte ieri pomeriggio. E ne abbiamo mangiate un po' ieri pomeriggio e poi adesso me ne mangio un po' e magari oggi pomeriggio, insomma, da finirle entro il giorno di vita. E le mangio con la nocciolata, questa qui, e insieme non so se farmi un tè o caffè latte. Cosa vuoi? Che cosa vuoi? Eh? Oggi è nuvoloso, come si può ben vedere. Tempo pessimo. Pessimo, pessimo. Ciao Pepe! Sabato pomeriggio dopo pranzo, sono andata con mio papà in baita. Siamo andati a piedi, un'ora e un quarto, ma chi mi segue su Facebook l'avrà visto anche su Instagram. E c'è tanta neve ancora lì. Non essendo, cioè, anche se non è tanto in alto, c'è ancora tanta neve. Veramente. Poi era neve brutta, si sprofondava tantissimo. Lui aveva le ciaspe, io no, e quindi io stavo dietro così andavo sui suoi passi e quindi bene o male non sprofondavo, però ogni tanto sì, ogni tanto, vabbè dai. Però vabbè, è stata faticosa, però non ho dolori, a parte l'anca, ecco, a parte l'anca non ho altri dolori e la spalla, quel sabato sera avevo male alla spalla, ma perché avevo le racchette da trekking, e quindi la spalla ha fatto il suo lavoro, ecco. E niente, quindi sono stata contenta di aver fatto una camminata. Ieri dovevamo andare io e mio moroso alla cascata qui al paese, qui a Borca, però c'era troppo vento e ero appunto, come detto prima, nervosa e quindi ho detto evitiamo di uscire di casa. E, e niente, questo è quanto. Poi oggi è brutto e nuvoloso. Boh. Vabbè, capelli divisi a metà, faccio senso. Però c'ho la piastra, stavo frisettando, come si può dire? Un verbo italianizzato. Non so, stavo facendo il frisé ai capelli, però come potete vedere è un frisé molto molto leggero questo. Cioè si vede, no? È veramente leggero come frisé. È giusto proprio per dare il volume ai capelli, che io ce li ho proprio piatti completamente, e quindi è giusto per dare volume. E adesso vado avanti con la cosa, cioè guardate quanto volume danno questi, e sono pochi, cioè, ecco, adesso sto cercando di procedere un po' per ordine, però devo prendere dei ciuffetti abbastanza piccoli, perché così viene meglio. Venerdì pomeriggio ho fatto la maschera all'uovo, olio d'oliva e olio di ricino ai capelli e è una bomba quella maschera. Ecco qua! Capelli con il frisé. Questo è un frisé veramente fino che fa tanto tanto volume e niente, e li fa quasi crespi, come effetto crespo, come mi piace tantissimo perché poi io magari li prendo e li lego così e mi fa questo effetto super voluminoso qua sopra che mi piace tantissimo. Ecco qua, quindi questo è il frisé di questa piccola piastrina qui. Vi ricordo che questa piastra qui l'ho presa su Wish. Wish è sia sito web sia applicazione per telefono, quindi è mezzogiorno e io sto preparando il pesce per il sugo. Adesso lo lascio bollire, ce l'ho qua. Lo lascio bollire, ci ho messo un po' di brodo, un po' d'olio, poi lo condisco con il resto e siccome ho le bavette aperte faccio le bavette invece degli spaghetti, ma insomma non ho la luce qui della cappa e quindi perché si è rotta la lampadina stronza e quindi sono senza luce, niente. C'è un profumino di pesce.
Ho fame, ho fame, sì. E niente, ho fatto fuoco. Pomeriggio non so che cosa farò, vediamo com'è il tempo, ma devo fare fuoco oggi, quindi non posso muovermi pomeriggio. E devo portare anche dentro legna, quindi penso farò i giri della legna come al solito. Anna, hai sentito il pesce? Pepe? Buongiorno, oggi è martedì. Stavo guardando fuori dalla finestra perché un gentil vicino ha buttato roba sia giù per il prato sia lì in fianco strada e si è guardato intorno per vedere se c'era qualcuno che la guardava. Io sono qui, ma ho la tenda, quindi non mi vede. Ecco, ho appena mixato tipo una vellutata, potrebbe essere. Sono praticamente c'è dentro ceci, zucca e piselli. E l'ho fatta ieri sera, adesso l'ho mixata con il super mini primer fucsia, che adesso metto via. E niente, questo è quanto. E mangerò oggi e domani, forse. Boh, magari la metto via in congelatore, che così quando la voglio mangiare me la tiro fuori e ci metto qualche pastina, qualcosa. E niente, adesso forse vado a camminare. Ecco, quindi fatto quel lavoretto là, perché ieri sera era calda, quindi ho voluto aspettare oggi a mixare tutto che si raffreddasse, insomma. Non avevo voglia di metterla di fuori, quindi ho aspettato la notte. Ho il telefono con l'altra mano, quindi se vedete diversa l'inquadratura è per quello. E oggi dovrebbero arrivarmi 2 pacchi. Uno è di Lush, però il video arriverà tipo in aprile, lo vedrete. E un altro pacco sono le vitamine, quindi niente, le ho comprate online alla fine perché mi è convenuto fare così. C'è un filo di sole, ma veramente leggero, 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 però è ancora tutto nuvoloso. C'è la statale deserta. Ok. Ho parcheggiato la macchina dall'altra parte dove la metto quando deve nevicare, così se anche nevica la macchina è lì e non dà fastidio a nessuno. Adesso ci sono i gatti ovviamente che mi aspettano, sono qui. Cioè, ecco, è arrivato il piccolino, ma Pepe è già qua sulla porta. Però prima di entrare in casa mi faccio la raccolta della legna, cioè vado a riempire le 2 borse di legna. Queste 2 borse, le solite alla fine. Ho un uovo, perché devo fare la maschera ai capelli. Visto che ieri ho fatto il frisè, sono abbastanza rovinati. Cioè, ma si vede ancora il frisè, guardate che bello che è. Sì, ah sì, beh, vi ho fatto vedere che ho fatto il frisè. Sì, giusto, giusto. Comunque, visto che ho fatto il frisè, sono ancora più rovinati di prima, sembro una strega questi capelli. Quindi adesso vado a mettere sull'impacco e faccio uovo e olio. Pomeriggio, sono tipo le 3 di pomeriggio, sì, le 3 giuste. Ho fatto il budino vegano che ha proposto Micheligna. Questa è la consistenza che è venuta a me, senza grumi, è una roba tipo una crema, non un budino. Veramente somiglia più a una crema per farcire che a un budino, però è venuta bellissima, cioè è di una consistenza che sembra cioccolata calda. Guardate che figata, bella. Adesso la metto nelle forme. Buongiorno, oggi è mercoledì e ha nevicato di nuovo, stranamente. Guardate, la mia macchina è imbiancata. Sì, beh, ha nevicato poco, per fortuna. Panna? Andiamo a mangiare. Andiamo. Sì, andiamo tutti. Piccolino. Ieri alla fine mi è arrivato solo un pacco di quelli che aspetto. È arrivato quello di Lush. Cioè, ha già aperto il pacco, un profumo. Infatti loro ti scrivono che il profumo sia con te.
Ciotolina di panna. Oggi devo andare, intanto mi prendo il mio latte. Oggi devo andare a comprare il pane, assolutamente, e dei croccantini per i gatti perché non ne ho. Eccomi qua, look di oggi, quindi pantaloni, questi qua che sono quelli dei cinesi che sono elasticizzati. Vedete che sono ingrassata, sono diventata più cicciotta rispetto all'anno scorso, sono ingrassata, ho le gambe che sembrano dei prosciutti tipo. Poi vabbè, una canottiera semplice sotto. Poi ho messo la maglia nera, fate caso allo specchio sporco. Maglia nera, questa qui è dei cinesi, è antica, ma per dire antica vuol dire che ha tantissimi anni, forse ha 10 anni questa qui, quindi è parecchio vecchia. E niente, e questa sono io. Questa è la nuova cover, lasciamo perdere lo specchio sporco. Questa è la nuova cover che ho preso da Wish, ce l'ho su da un po', la sto usando da parecchio e non ve l'ho ancora fatta vedere, la faccio vedere in un video prossimo di Wish. E mi piace tantissimo, è brillantinata, non è lucida, è opaca, si sentono i glitter ma non perde glitter. Come anello invece ho questo qui che avevo fatto io, non lo metto in vendita perché, vedete, questa è una perla e si vede il foro perché si è rigirata da sola e quindi da una parte non si vede il foro, da una parte sì, e quindi me lo tengo per me. E come orecchini ho questi qua, che anche questi mi erano stati regalati da una di voi. Ho messo questi qua che praticamente hanno la rosellina chiara e questa goccia qua chiara. Non metto mai anelli, però mi stanno bene. Ho messo la crema per le mani di Lush, che bella! Mi sono messa, praticamente questi pantaloni, io tutti i pantaloni devo rigirarli su perché sono tutti lunghissimi e non li vado a accorciare perché magari li rovino perché non sono capace. E quindi mi tocca rigirarli su, guardate dov'è il bordino, è qua, cioè io ho tutto questo pezzo di pantalone in più praticamente e metto questi qua rigirati in su che si veda un po' la caviglia con i calzini, quelli devo comprare quelli più piccoli ancora, e con queste scarpe qua che sto iniziando ad usare, la seconda volta che le uso adesso, anche se ancora fa freddino per usarle, però come giacca è la mia solita giacca di Piazza Italia che avevo preso l'anno scorso, e questa qui insomma, niente, è sempre la solita, però è veramente comoda. Non prendo la borsa, prendo solo il taccuino, che è sempre il solito anche questo. Ho una bellissima visuale oggi in macchina, perché ha nevicato, cavolo. Ecco fatto, visuale libera. Quest'anno mi piacerebbe andare al mare, e voi direte sì, ma non lavori, come cavolo fai ad andare al mare? Lo so, ma avendo la disoccupazione, adesso questo mi passa via. Oh mamma che pericolo. Fortuna non ha sorpassato perché sennò faceva un frontale. Cioè, qua c'è la gente che è rincoglionita. Ciao! Dimmi! Pinky! Amore, Pinky! Ciao Besetta! Ciao Silvano! Posso camminare? Posso? Dimmi Pinky! Dimmi! Pinky! Pinky! Eccomi a casa! Che freddo! Devo fare fuoco assolutamente perché c'è un freddo. Comunque, lasciamo perdere. No, ho freddo. Sì, decisamente. Quasi quasi mi metto la giacca per stare in camera, in casa. Quasi quasi potrei registrare un video. Volete che registri un video? Non ve ne frega niente, tanto questo vlog uscirà di sicuro prima del video che voglio registrare. Quindi non vi interessa, faccio subito fuoco. Momento meccanico in garage a San Vito. Oddio, perché non va la batteria? E quindi siamo qui. No, teoricamente adesso andiamo a Belluno. Teoricamente. Che freddo che c'è in questo garage.
momento va o non va in moto l'altra macchina. Che stress. Mi sa che non va, perché io ho la batteria più piccola. Ancora un po'. Alla fine la macchina l'abbiamo lasciata in garage, siamo con la Jeep. Cioè, vi pare? Il carrello? Prendiamo là? Beh, puoi anche parlare. E quindi siamo già a Belluno, vi ho fatto vedere, siamo all'emisfero. Qua giù c'è il sole bello, però c'è l'arietta fresca, per i miei gusti. Però è strano non vedere la neve. Ok, cioè lui parla ancora, perché abbiamo fatto una colonna alla cassa incredibile, perché quando si paga con i buoni si fa tantissima colonna. E sì, adesso arrivo io a mettere la spesa. E niente, quindi abbiamo finito la spesa, sono quasi le 6. Siamo stati non so quanto alla cassa, perché deve controllare tutti i buoni, ogni blocchetto di buoni deve scrivere. Mamma mia, che lunga questa cosa. Sono 92,88 € di totale di scontrino e non abbiamo tirato fuori i soldini, a parte qualche monetina che mancava, ecco. E niente, e questa è la nostra spesa. Sì, abbiamo preso tutte cose tipo formaggio che costa, verdura, carne. Ho preso anche una sola confezione di nocciolata e poi vabbè ho preso i biscotti che ne mangiamo tanti, le patatine solo uno. E niente, abbiamo preso proprio tutta roba che mangiamo che costa comprandola normalmente. Quindi niente, adesso tocca mettere via la spesa in questo cesso di Jeep. E adesso tappa al Mac. È una vita che non veniamo al Mac. Questo qua è quello che hanno aperto da poco. Insomma, è meno di un anno che è aperto. E è anche vuoto. Ok, abbiamo ordinato numero 26, brutto numero, 15,20 €. Spero di aver ordinato tutto perché mi vengono i dubbi adesso. C'è il servizio al tavolo in questo Mac e bisogna ordinare dal tabellone con il touchscreen praticamente. E poi, cosa bella, è che in questo Mac c'è il coso lì per caricare l'iPhone. Ci sono le prese per caricare i telefoni, insomma, non solo l'iPhone. Io perché ho l'iPhone dico così. E poi volevo farvi vedere anche la borsa che non vi ho ancora fatto vedere, che è questa qui. Non è tanto grande, però è carina. Poi c'è la solita zanzara che mi deve far vedere i cartellini qua, il cartellino. Cosa c'è scritto qua? Inserisci qui il tuo numero d'ordine e mettilo bene in vista. Oddio, dobbiamo inserire il numero d'ordine. Non serve a niente questo. Comunque, ecco, questo è quanto da questo Mac. Siamo a casa e sono le 8 di sera. Adesso devo mettere via tutta la spesa. Oggi è giovedì, sono perfettamente pettinata. C'ho i capelli che stanno come vogliono, ma perché io come mi alzo li lascio poi anche durante la giornata. Oggi c'è il sole, mi sono alzata che ho detto oh che bello c'è il sole, c'era una puzza di fuori perché hanno bruciato rami, non i vicini qua, i vicini quelli su a casa dei miei, che sono della stessa famiglia, se sono uguali, ecco. Ho messo su una lavatrice, qualcuno sta comodo al sole, vero Panna? Si sta bene sul divano al sole. Papoccino. Papa. Buongiorno, oggi è venerdì. Che bello. Non mi piace venerdì perché ho inglese pomeriggio e quindi mi frega la giornata. Nel senso che a parte che dovrei, oggi pomeriggio, prima di inglese, prendo il sole, come ho fatto ieri. Ho già il segno del costume. Poi, il problema è che devo fare anche degli esercizi, perché non li ho fatti tutti. Semmai faccio finta di pomi, non li faccio, e perché tanto... Vedete tutta quella roba stesa? Adesso controllo quella che è asciutta e la piego. E poi vado a prendermi... Madonna, che sole che c'è qui! Vado a prendermi il quaderno di inglese che è su dai miei.
Ho recuperato il mio quaderno di inglese, che non voglio perdermi queste giornate, veramente. Poi quando piove rimpiango di non aver preso il sole in queste giornate bellissime, quindi oggi sarà così. Sto prendendo il sole, che bello, bello, non mi pare vero, cioè, sì, tra ieri e oggi sono già col segno del costume. Adesso quindi prendo il sole, sono le 2:30 e poi adesso mi mangio anche questo, e poi niente, alle 3:15 faccio una doccia e poi vado a inglese, quindi questo sarà il mio pomeriggio di questo venerdì. Così mi abbronzo anche qui dove sono rasata. È caldissimo il sole, sembra di essere in estate. Ho ancora questo costume qua del Lidl e mi va ancora bene, quindi quest'anno mi va ancora bene. Conto entro giugno di sgonfiarmi un pochino perché sono una botte, ho tantissima cellulite. Cioè, finché lavoravo stavo comunque in movimento, stavo in zone calde, cioè sudavo tantissimo, bevevo tantissimo e ne avevo di meno. Adesso che non lavoro più sono diventata un mostro, cioè sono proprio gonfia di liquidi. E niente, quindi da oggi ho iniziato a... no, da ieri ho iniziato a bere una roba per depurare l'organismo, si chiama Adrenopur.